Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un uomo di 41 anni, Mario Petrolo, noto alle forze dell'ordine, autista per un'impresa boschiva, è stato ucciso stamattina intorno alle 8 con numerosi colpi di fucile caricato a pallettoni lungo la strada che da Nardo di Pace porta a Caulonia. L'uomo sposato stava viaggiando a bordo di un autocarro carico di tronchi quando una o più persone gli hanno teso un'imboscata. Sul posto i carabinieri di Serra San Bruno, un agguato di tipico stampo mafioso che potrebbe rientrare, secondo gli inquirenti, nella faida dei boschi. 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una banda criminale dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina tra Napoli e Caserta. Alcuni arresti sono stati eseguiti anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche e in Calabria dalla squadra mobile di Reggio. L'organizzazione faceva capo alla famiglia Brancato, che aveva stretti contatti con esponenti del clan dei Casalesi. Nell'operazione, che ha visto impegnati circa 150 uomini della polizia, sono state sequestrate schede telefoniche usate per le conversazioni e un ingente quantitativo di droga. 3 persone sono state poste in stato di fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Aldo Cantafio, 41 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri nell'androne di uno stabile di via Teano, nel quartiere Aranceto di Catanzaro. Per 2 dei fermati si contesta il reato di morte causata da altro delitto, per il terzo è contestato il favoreggiamento. Secondo le prime indagini dei carabinieri, i 2 fermati avrebbero ceduto droga a Cantafio, che sarebbe morto mentre ancora si trovava nel palazzo dove aveva acquistato lo stupefacente. Rischiano davvero grosso le province di Crotone e Vibo Valentia. Nella manovra finanziaria presentata dal governo Berlusconi, infatti, tra i tagli previsti anche la cancellazione delle province con meno di 220.000 abitanti, che non ricadono in regioni a statuto speciale e non confinano all'estero, naturalmente dalla prossima legislatura. Dai dati del 2009 Vibo ne ha solo 167.334, mentre Crotone si è attestata 173.370 abitanti. Se le intenzioni del governo saranno confermate, le competenze e gli uffici saranno trasferiti a Catanzaro. A seguito del decreto mille proroghe, che prevede la dilazione dei debiti andati a ruolo fino a un massimo di 72 rate, la Giunta Comunale di Cosenza delega Equitalia a rateizzare tutti i tributi iscritti. Di fatto, da oggi i contribuenti, per chiedere la dilazione delle somme dovute per debiti fiscali e contributivi, dovranno rivolgersi direttamente agli uffici di Equitalia, che può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme a ruolo, alle quali verranno applicati gli interessi del 4,5% con un piano di ammortamento a scalare. Si è svolta ieri pomeriggio nella città dei ragazzi di Cosenza la cerimonia di rientro e la celebrazione della giornata del primo reggimento bersaglieri di ritorno dall'Afghanistan. Nel corso della manifestazione è stata consegnata la medaglia e il diploma di partecipazione a una rappresentanza di militari che si sono particolarmente distinti nell'ambito dell'operazione ISAF e sono stati insigniti del titolo di caporale ad honorem il sindaco di Cosenza Salvatore Perugini, il sindaco di Spezzano Sila Tiziano Gigli e il giornalista Ferdinando Perri. Si è svolto ieri sera a Reggio Calabria il convegno organizzato dall'associazione Formula Sud per fare il punto sulla situazione legislativa e sulle possibili ipotesi di sviluppo in tema di città metropolitane. Al tavolo dei relatori presente anche il sindaco della città, Raffa. Con una lettera il presidente Scopelliti ha sottolineato la grande opportunità per Reggio Calabria e per tutte le città interessate dal progetto di città metropolitana di potersi confrontare nell'ottica di un federalismo solidale. La Confindustria Calabria ha organizzato ieri un workshop dal titolo Tunisia, imprenditoriale moderna, dinamica ed ospitale, la cooperazione con le imprese calabresi, a cui ha partecipato anche il presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti. Tra i temi trattati il ruolo della Calabria sull'attuazione di possibili accordi istituzionali nel Mediterraneo. All'evento sono intervenuti tra gli altri l'ambasciatore della Tunisia in Italia e il presidente di Confindustria Calabria. È stato premiato al Forum delle Pubbliche Amministrazioni a Roma il progetto sul monitoraggio e sicurezza stradale promosso dalla provincia di Crotone. Il prossimo obiettivo dell'ente è quello di costruire un centro di monitoraggio regionale a Crotone, per il quale è stata già inoltrata richiesta al governatore Scopelliti. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina alla provincia dal presidente Stanislao Zurlo, dall'assessore Salvatore Cosimo e dal responsabile Fabio Pisciuneri.
Il Comitato regionale della FIGC ha promosso ieri a Catanzaro un convegno dal titolo Cultura ed etica sportiva, nuovi percorsi verso la legalità. Ospite d'eccezione dell'incontro il procuratore antimafia Nicola Gratteri, che insieme ai vertici della federazione regionale ha discusso sui problemi del mondo del calcio e degli episodi che lo hanno fatto deviare dalla strada della lealtà e della legalità. È stato un modo per mantenere alto il livello di discussione su un tema così importante per il mondo del calcio.